Questa è un'edizione straordinaria del nostro telegiornale, una domenica bruttissima, bruttissima, interamente dedicata all'emergenza coronavirus, come già facciamo da tanto tempo. Oggi abbiamo in collegamento via Skype il presidente della Calabria, Iole Santelli. Presidente, una domenica terribile, possiamo dirlo? Una domenica difficile che purtroppo fa seguito a una nottata abbastanza convulsa e complicata. Devo dire che per arrivare in sede per la prima volta non ho incontrato praticamente nessuno per strada, segno evidente che il messaggio finalmente è passato. Sì, e questo mi fa sentire ancora più obbligata verso i calabresi che stanno rispettando le regole, ad assumere provvedimenti duri, perché noi stiamo facendo, io penso, il meglio che possiamo fare, ma non ci possiamo consentire un altro esodo dalle zone che sono state più contagiate del paese. Non ce lo possiamo consentire. Io quando ho letto ieri pomeriggio, ieri sera ormai, l'ordinanza della Regione Lombardia, ho avvertito subito il pericolo, ho chiesto con un comunicato e ho fatto chiedere ad altre persone, ad altri colleghi, degli interventi immediati del governo affinché evitassero un altro esodo. Ho aspettato con, devo dire, speranza le parole del Presidente Conte, quando purtroppo non ho sentito neanche una parola sul sud, su quello che poteva essere un altro esodo verso il sud, e allora all'una mezza di notte ho scritto un'ordinanza molto delicata, probabilmente costituzionalmente forzata, ma che era necessaria per fare un atto d'amore verso la Calabria e verso i calabresi. Cosa significa chiudere la Calabria in termini poi concreti, Presidente? In termini concreti significa che chiunque torni in Calabria senza avere una valida giustificazione, che consista in motivi sanitari o in esigenze di lavoro strette, sottolineo che dall'ordinanza di ieri non c'è più il ritorno dei residenti e dei domiciliati, non c'è più. Quindi chiunque torna in Calabria viene schedato, si deve essere sottoposto a quarantena. Comunque ci sono le regole del codice penale che valgono. Beh, a proposito della quarantena, chi viene posto in quarantena spesso viene lasciato a casa insieme ad altri congiunti, è un pericolo, è una situazione che non può andare avanti così. Guardi, noi stiamo prevedendo e abbiamo previsto già delle strutture idonee per la quarantena. C'è un tema giuridico delicato ed è la possibilità di essere noi ad obbligare alla quarantena. In realtà chiunque si trovi in una situazione da non riuscire a vivere, a stare in un posto che gli consenta una quarantena adeguata, può chiedere alla regione di essere messo in queste strutture. Ma non potete requisire alberghi? Parlo di tutto questo. Noi abbiamo già delle strutture regionali, abbiamo già delle strutture dell'esercito, abbiamo delle strutture che ci sono state date dall'Agenzia dei Beni Confiscati. Stiamo anche verificando, e parlo stamattina con i prefetti per eventuali requisizioni di alberghi, però al momento noi abbiamo già dei posti. Il problema è che non abbiamo lo strumento, e non ce l'ha la regione in termini ordinamentali, lo strumento per obbligare a una quarantena di questo tipo. E vabbè, però questo, come dire, questa è una situazione eccezionale, dobbiamo proteggere la Calabria, cioè si Lo so, prenda. però capisco, Capisco direttore, che ma giuridicamente siccome non vi è nessun provvedimenti appiglio perché significa quasi sottoporre una persona a sequestro, capisco esatto, perfettamente. esatto. Quindi servirebbe una grande consapevolezza da parte dei genitori, delle persone vicine, dei congiunti, della persona interessata a rendersi conto della situazione e a chiedere alloggio. Siamo in grado di darglielo dignitoso. Guardi, il momento è molto molto delicato. Io ho visto oggi, guardando su Trenitalia, i treni del 22, 23 e 24 da Milano sono tutti pieni, non c'è un posto. Continuano ad arrivare aerei, arriveranno moltissimi ragazzi da zone delicate come la Spagna, la Francia, dove il contagio è diffuso. Io chiedo alle famiglie un grande sacrificio, ma se possono di far stare i figli lontani,
rimanga fuori, non porti il contagio a casa. Chi non lo può fare per evidenti motivi si denunci, si schedi e chiede aiuto. Noi requisiremo gli alberghi, faremo di tutto, cercheremo tutti di mettere tutti in condizioni di vivere dignitosamente il momento della quarantena, ma veramente per amore della Calabria e della propria famiglia cerchiamo tutti di avere un comportamento estremamente attento e corretto. E ripeto, anche per rispetto verso chi in questi giorni è stato estremamente ligio alle regole e siamo riusciti a contenere per quanto possibile. Quindi lei dice il 23, 24 e 25 tutti i treni sono che 22, provengono 23, 24, può andare a controllare lei su Trenitalia. tutto pieno, tutta gente che viene a sud? Eh sì, io continuo a ricevere da ieri sera telefonate, ma io mi aspetto un provvedimento, io mi aspetto in queste ore un provvedimento del governo che si assume la responsabilità verso il sud e verso la Calabria. Se la deve assumere, perché io capisco che oggi c'è un momento delicato in Lombardia, ma spargendo il contagio a sud siamo in un problema che non è del sud, ma è italiano, non è di un provvedimento del governo. Solo un provvedimento del governo ci consentirà di poter avvalerci in pieno delle forze di polizia, dell'esercito, di tutto di quello strumentario che lo Stato ha a disposizione e che una regione non ha a disposizione. Io penso di aver fatto il possibile. Noi tutti stiamo facendo il possibile, ma ora abbiamo bisogno dell'attenzione massima del governo e che il governo, mi scusi se me lo consente, attenzioni e ascolti un po' di più il Ministero dell'Interno. Il Ministero dell'Interno ha il polso del paese, il governo e il Presidente Conte deve ascoltare molto, molto di più le autorità competenti. Sì, perché chi arriva alla stazione, alle stazioni dei treni in Calabria, chi controlla questa gente che arriva? Chi segue il Al loro momento percorso? stanno controllando le forze di polizia. Le forze di polizia fanno una sorta di schedatura dei nomi sulla base delle ordinanze e dei domicili, passano le informazioni all'ASP, l'ASP ovviamente contemporaneamente recapita il provvedimento di quarantena obbligatoria, poi passeremo le notizie all'autorità giudiziaria. Ma c'è la possibilità di controllare magari con un termoscanner per vedere se chi arriva presenta sintomi legati al coronavirus? Lo facciamo, controlliamo la temperatura, ma credo che quella è una fase che ormai abbiamo superato, precedente. Quindi questi che arrivano, si può pensare per esempio di consegnarli in una struttura e di guardate, aspettate qui, state in quarantena, finita questo periodo poi tornate dai vostri cari, si può fare questo? No, si può fare volontariamente, ma un'ordinanza regionale io non escludo di farla, però sono ai limiti della Costituzione e anche forse al di là. E si può tentare di forzare in questa fase perché, cioè voglio dire... Guardi, anche il provvedimento di chiusura è una forzatura, però il problema è che noi possiamo fare le ordinanze, possiamo fare le forzature, ma poi c'è necessità di chi le faccia rispettare. Chi le faccia rispettare sono le forze di polizia e l'esercito, rispondono direttamente al governo. Perché tutta questa gente che sta arrivando dal nord rappresenta davvero potenzialmente un pericolo enorme per la nostra regione, anche perché a livello... Come? Dico enorme, però contemporaneamente, vede, per questo io chiedo il provvedimento governativo. Se contemporaneamente vengono chiusi gli ostelli della gioventù, vengono chiuse tutte le unità recettive, viene chiuso tutto al nord, dove vanno queste persone? Per strada? Ma ancora una volta però il governo non ha tenuto conto delle istanze che arrivano dal sud del paese, non ha detto una parola. Io ho sentito, cioè rispetto ai provvedimenti che stavano assumendo la Lombardia, Piemonte, ma soprattutto la Lombardia, diciamo alla chiusura delle fabbriche, mi sembra che non abbiano opportunamente valutato le conseguenze sull'intero territorio nazionale di queste scelte. Queste scelte non discuto l'opportunità delle scelte, discuto il fatto che non si tenga conto globalmente che ogni scelta ha delle ripercussioni e vanno valutate sotto le diverse dimensioni.
Prenda in considerazione la possibilità, magari forzando la mano, di mettere in quarantena tutti quelli che arrivano, faranno sacrifici per un lasso No, di no, ma in tempo. quarantena vanno. Il Sì, problema è ma non a capire casa loro però, se nelle posso strutture, troviamo delle spostarli. strutture. Sì, se posso spostarli, se mi è consentito spostarli in zone contro la loro volontà, in strutture adeguate. Questo oggettivamente è un percorso molto delicato, perché non so neanche, cioè, bisognerebbe capire, già sarebbe il limite una legge nazionale, perché in realtà sono misure restrittive della libertà personale. Una legge regionale è complicato assai. Senta, Poi c'è Presidente, una Costituzione che dobbiamo rispettare. lei ha chiuso altri due comuni in provincia di Cosenza. Anche qui il Sì. livello dei contagiati comincia a salire in maniera preoccupante. Noi stiamo seguendo, guardi, per far capire alle persone, noi stiamo seguendo il modello lombardo, scusi Veneto, che secondo noi è quello che ha avuto più effetto. Hanno chiuso dei comuni, hanno vigilato e hanno contenuto. Quello è quello che stiamo cercando di fare. Ovviamente quando ci sono i livelli epidemiologici e relazioni del Dipartimento di Prevenzione che consentano o che rendono necessaria una misura simile. Quindi lei approva le iniziative dei sindaci che stanno chiudendo il territorio dei loro comuni? Chi sta facendo, chi si sta muovendo in questa direzione? Ma quello non ha gran senso, guardi, nel senso che se c'è un problema epidemiologico, sulla base della relazione ASP, chiude la regione. Io non sto avendo alcuna, diciamo, preoccupazione a chiudere i comuni, anzi lo sto facendo. E dopodiché chiudiamo la Calabria, poi all'interno della Calabria ci chiudiamo i comuni e poi che facciamo? Chiudiamo i quartieri. Questo mi sembra un po' sopra le righe. Senta, il numero dei contagiati e purtroppo anche il numero dei morti sale ogni giorno. Questo la preoccupa? Beh sì, è anche normale, nel senso che ci stiamo avvicinando diciamo, alle zone, ai momenti di fine delle quarantene, quindi è normale che avvenga. Ehm, Dobbiamo gestirlo, al momento lo stiamo gestendo. Que- Questo che mi preoccupa, perché siccome al momento lo stiamo gestendo, non voglio che si inseriscano altri fattori di rischio che la Calabria e i calabresi non meritano. Ma attualmente il nostro sistema regge questa forza d'urto? Al momento sta reggendo, noi stiamo intensificando ancora le terapie intensive, consegneremo altri 6 ventilatori che ci sono appena arrivati ieri sera, li stiamo già consegnando, quindi stiamo attrezzando gli hub. Mi permette anche di dire una cosa agli telespettatori. C'è un problema, non ci preoccupiamo di non avere l'ospedale Covid sotto casa. L'ospedale Covid non è un ospedale territoriale sotto casa, è un ospedale molto attrezzato e molto delicato, con qualifiche, strutture adeguate. Non possiamo farlo in ogni posto. Quindi i calabresi su questo, questo mi rivolgo soprattutto alla politica, devono essere estremamente responsabili. Non è il momento delle guerre territoriali, non è il momento del campanilismo, è il momento di gestire un'emergenza nei posti più indicati e guardando soprattutto all'attenzione dei possibili pazienti. Sì, perché mi pare sia scatenata una sorta di guerra a chi vuole accaparrarsi l'ospedale Covid, poi non Ma è, non è che l'ospedale Covid sia un regalo, eh? anzi, Forse non è stato compreso questo. anzi, senta Presidente, ci giungono notizie legate alla carenza di tamponi. Lei ne ha notizia? No, l'abbiamo avuto nei precedenti giorni, è stato un tema anche sottoposto in conferenza Stato-Regioni perché i tamponi vengono ancora acquistati, diciamo, dalle aziende ospedaliere, dalle ASP, soprattutto dalle ospedaliere, e c'è stata una grande richiesta da parte delle regioni del nord. Abbiamo chiesto al governo di farsi un po' equilibratore di questo, però i tamponi stanno arrivando, ne stiamo facendo tanti. Vorrei chiarire che noi siamo andati al di là della circolare, non stiamo facendo solo i sintomatici, stiamo facendo anche gli asintomatici, li stiamo facendo negli ospedali. E
ma non è che ognuno che si sveglia va a fare il tampone, ecco, questo anche deve essere una cosa chiara. Ma si può pensare, per esempio, nei comuni lì dove l'unità, la Quelli si sorveglianza, stanno facendo a campione. bisogna farlo lì a tappeto, cercare No, di no, quelli capire. si stanno facendo a campione attraverso la rete dei contatti delle persone risultate positive, si lavora a campione soprattutto nei paesi che sono stati chiusi, nei comuni che sono stati chiusi. Presidente, sto pensando, se dovessimo sentirci male, andare in ospedale rischiamo di contrarre, per esempio, il virus. Allora dove No, va la gente? no, no. In ospedale si può andare con un attimo di attenzione in più, cioè andare solamente se c'è necessità, ci sono percorsi separati. Senta, Presidente, ha trovato, come dire, la solidarietà, per esempio, per quanto riguarda le strutture cosiddette private, che poi sono tutte convenzionate, insomma. Hanno dato la disponibilità. Nel momento stiamo lavorando sulle pubbliche perché pensiamo che vede, i 2 o 3 posti di terapia intensiva a noi non servono in questo momento. A noi servono avere delle strutture con moltissimi posti, in maniera tale da gestire personale e strumenti. E chiaramente nel privato generalmente non sono molto numerose le terapie intensive. Ha pensato a come poter aiutare quella gente che si trova da sola in casa, per esempio penso agli anziani che si trovano senza nessun tipo di assistenza, non sanno Mi a chi sembra che rivolgere. i comuni lo stiano già facendo, eh. Ci sono molte associazioni di volontariato, la protezione civile, cerchiamo di essere ovunque, ma è un'emergenza e i fronti sono tanti quelli aperti. Tanti. Ma viene chiesta una prova alla Calabria non da poco, eh. Ma mi sembra che la Calabria sia, guardi, io sono contenta della generosità che i calabresi stiano dimostrando. Sono i vicini che aiutano i vicini. Gli anziani siamo sempre quelli più attivi, devo dire. Cioè, i calabresi stanno rispondendo con grande generosità e amore. Poi ci sono dei comportamenti folli, che devo dire. Se in piena crisi coronavirus ci si mette a fare cene e feste, là siamo proprio alla follia. Avete rivolto lo sguardo anche a coloro i quali, non potendo lavorare in situazioni di grande difficoltà, fanno fatica a mettere insieme il pranzo Certo, con la cena? certo, stiamo già attuando tutti i livelli di CIG, di possibilità di strumenti. Abbiamo atteso il provvedimento del governo perché prima non avremmo potuto muoverci, ma stanno già lavorando, lo stesso Marzo si è messo a lavorare, l'assessore Gallo al welfare. Noi cercheremo di essere vicini a tutti, se possibile, nell'ambito e nei limiti delle nostre possibilità. Senta, le posso chiedere di istituire un numero al quale, per esempio, i cittadini che hanno qualsiasi tipo di problema possono rivolgersi, troveranno magari gli esperti, che so io, qualcuno che possa dare loro qualche consiglio, come regolarsi, come muoversi, cosa fare, al di là dell'emergenza Covid e al di là dei sintomi legati al virus. Guardi, si può fare con un'avvertenza, perché è quello che è successo con le linee Covid. Cioè le linee Covid, che erano 6 in Calabria e solo calabresi, a parte quelle nazionali, sono state infusate da telefonate. Io ho ricevuto centinaia di telefonate di gente che mi diceva le linee non rispondono. Dico, ma scusa, ma tu hai chiamato per cosa? Per provare se rispondono. E no, cioè bisogna essere seri in queste cose. Allora, si possono attivare servizi, ma poi devono essere questi servizi utilizzati da veramente chi ha bisogno. Insomma, ha in animo di emettere altri provvedimenti legati alla chiusura di comuni, altre segnalazioni in questo senso? Direttore, noi abbiamo fatto un collegamento ieri, non immaginavo di prendere stanotte un'ordinanza di quel genere. Purtroppo questa è un'emergenza che non fa preventivare nulla. Però lei ha sotto controllo quello che avviene in tutta la regione, Per forza, informano man mano di per tutto forza. quello che sta accadendo. Per forza.
Ma Devo dire che sta funzionando. Sta funzionando. i numeri che salgono dei contagi, insomma, la tengono in ansia come a noi altri, per esempio. Ma io mi preoccupo soprattutto dei focolai. Mi preoccupo dei focolai, mi preoccupo di vedere che succede sui tamponi che stiamo ancora effettuando sui comuni cosiddetti a rischio. E, devo dire che stiamo avendo un rapporto molto, molto collaborativo sia con le aziende ospedaliere che con le aziende sanitarie. Io personalmente, oltre al Dipartimento, non so, penso di avere un limite di almeno 24 ore giornaliere con ciascuno. Quindi in questo stiamo lavorando molto in rete. Quando verranno assunti i medici, gli infermieri e gli OS I infermieri sono possibili assumerli, no. sono i datori di idoneità, quindi le ASP possono già farlo. I medici finito il bando ieri. E quindi quanto tempo bisognerà attendere? Qualche il tempo di espletare le procedure, perché sono molto veloci. Mentre per l'ospedale da campo si può ipotizzare la realizzazione in una decina di giorni? Guardi, spero di sì, ma non mi faccio prendere. A me hanno detto una settimana, lunedì faranno la manifestazione di interesse, che lo fa l'Agenzia del Demanio, e finita quella mi hanno detto una settimana e in 15 giorni la definizione completa, però non mi faccio assumere impegni che non dipendono direttamente da me. Attualmente su quanti posti di terapia intensiva può contare la Calabria? Ne avevamo 105, ne sono state inserite, penso, aspetti, guardi, ne avevamo a 50, altri 6 oggi, più o meno una sessantina, 160. 160, Comunque, 160, 162 dice. Quindi 160, più o meno, sì. da qui a qualche giorno è possibile immaginare che qualcuno possa essere aggiunto, no? Perché si sta lavorando anche in Stiamo questo. aggiungendo, guardi, appena ci arrivano i ventilatori non li diamo, i posti sono già attrezzati. Il problema è quando il governo ci fornisce i ventilatori. I tempi previsti della La consegna? nostra parte l'abbiamo fatta. Attendiamo che il governo ci consegni le macchine. Ma i tempi previsti per la consegna? Guardi, questo dipende, che ci hanno dato dei tempi, ieri, ripeto, ne sono stati consegnati 6, speriamo che ce ne consegnano al più presto. E per quanto riguarda invece gli indumenti necessari da consegnare ai nostri medici, agli infermieri, a chi lavora negli ospedali? Stessa cosa, in più da ieri abbiamo avuto l'autorizzazione ad acquistare, abbiamo fatto le manifestazioni di interesse, speriamo anche noi di riuscire a trovare fasce di mercato. Perché questa è la cosa più urgente in questo momento, proteggere i nostri Sì, medici. però, direttore, il problema è uno, cioè non è che non li trova la Calabria, non li trova l'Italia. Ma Eh, si può fare un appello a chi magari in Calabria è in grado di lavorare in no, questo perché senso? vengono sequestrati. Cioè, a noi non servono le mascherine in tessuto nei punti d'emergenza, ci servono mascherine FFP2, FFP3, cioè ci servono per i reparti di emergenza, a noi servono mascherine professionali. E non riusciamo a reperirli come altre regioni non riescono. Non riesce a reperire lo Stato, sta cercando di reperire il commissario Arcuri. Noi stiamo facendo la nostra parte, finora ce l'hanno sequestrate, adesso ci hanno autorizzato a comprarle, speriamo di riuscire anche noi a trovare, ripeto, dei filoni di mercato. Posso chiederle che cosa ha provato ieri dopo aver ascoltato Conte? Rabbia, rabbia, rabbia e un estremo senso di protezione verso la nostra terra e verso i calabresi. Si è sentita sola ieri sera? Come? No, non mi sono sentita no, sola no. C'era tantissima gente che anche a quell'ora di notte continuava a telefonare, a dare consigli, essere supportata sola mai. Però è stata anche una lotta contro il tempo, perché pubblicare una ordinanza all'1:30 di notte non è facile, ma secondo me era un segnale che dovevamo mandare. Non potevamo nemmeno aspettare stamattina.
doveva capire che in Calabria c'era qualcuno che stava aspettando, che stava vigilando sull'interesse della Calabria e dei calabresi, che dava una risposta. Non l'ho fatto io, l'ho fatta tutta la Calabria. L'abbiamo fatta tutti insieme con, io le posso dire, centinaia di persone ieri sera, con cui ieri sera ho interloquito sia telefonicamente che WhatsApp, sindaci, gente comune, medici, tutti. Io ieri ho sentito una grande comunità. Quindi dobbiamo rimanere uniti e fare, insomma, fare quadrato e cercare Sì, di e fronteggiare queste... devo dire che è importante una comunità anche politica, nel senso che ieri sera non avevamo distinzioni, centrodestra, sinistra, niente. Lavoravamo tutti e solo per la Calabria, tutti insieme. Ed è stata una bella cosa, penso. Ma i parlamentari, i senatori calabresi, li sente, li vede? Tutti, tutti. Stanno lavorando per la Calabria. I regionali, tutti. Ieri ciascuno di noi ha telefonato a chi poteva telefonare. Chiedono la riunione del Consiglio regionale, lei che risponde? Ma la faremo la riunione del Consiglio regionale, guardi. Mi auguro che come tutti pensano la riunione del Consiglio regionale ci aiuti a superare il virus. Non credo, ma insomma se la gente sta più tranquilla la faremo. Senta, oggi riflettevo come facile contagiarsi. Le racconto una storia che è accaduta in una casa di riposo a Bocchigliero, la saprà sicuramente, questa vicenda di questa donna, la conosce questa vicenda? Io la conosco. Questa donna che a un certo punto ha avuto necessità di chiamare un tecnico per aggiustare l'apparecchio che serve per sentire, quindi un amplifon, insomma, per intenderci. Chiama questo tecnico, arriva da Rossano questo tecnico, beh, alla fine infetta questa donna e sono morte due persone anziane lì, lo sa? Guardi che il problema maggiore di questo virus è l'alto contagio. Questo è il problema maggiore. È l'alto livello di contagio. Ormai io parlo delle volte e mi vergogno anche io di parlare così perché non sono un medico e non sono, però sto cercando di fare un corso intensivo di informazioni e di cercare di imparare da chi ne sa più di me. Il tema vero è l'alto livello di contagio e il problema ospedalizzazione. Questo dobbiamo controllare. Dovremmo aspettarci altre ordinanze nelle prossime ore? E ripeto, dipende dalla situazione. Quella legata Mm, al... Non decido io le ordinanze, purtroppo sono le situazioni che le determinano. Se c'è necessità, però le faccio. senza problemi, Presidente, per il bene della Calabria, insomma. No, Vanno senza assunte. problemi. Vuole dire Non sono io in gioco, è il bene della Calabria e se bisogna un minimo sovraesporsi lo si fa. È giusto che si faccia. vuole dire qualcosa ai calabresi? Lascio la telecamera, anzi, lavoriamo via Skype, quindi. Voglio dire ai calabresi che noi stiamo facendo di tutto veramente per essere all'altezza ed essere in grado di superare questa emergenza. E sono grata a tutti quelli che stanno seguendo le precauzioni, molto grata, che sono arrabbiata con chi non lo fa, perché chi non lo fa non è uno che sbaglia, è uno che mette in pericolo gli altri e che in questo momento serve lo spirito di comunità, serve che i calabresi tirino fuori quella spirito di comunità, quella dignità e quella forza che ci contraddistingue. Il momento è difficile, non ce la facciamo. Magari un appello anche a chi può donare qualcosa, insomma, in questo momento, chi è nelle possibilità di poter contribuire. Ma guardi che stanno facendo in tanti. Io ho tantissime telefonate di raccolte fondi, eccetera. Chi produce beni deteriorabili li sta dando in beneficenza al banco alimentare. C'è una Calabria sommersa di generosità e di affetto che forse andrebbe anche in questo momento rivalutata e raccontata. Io mi commuovo quando vedo scene di solidarietà da parte dei nostri corregionali, è una cosa straordinaria. Speriamo tutti insieme di superare questo momento Ma ce la buio. facciamo, direttore, ce la facciamo. Però ci difendiamo anche. Siamo teneri,
siamo consapevoli, non facciamo sceneggiate, non è nel carattere dei calabresi fare sceneggiate, ma se dobbiamo difenderci ci difendiamo. Grazie Presidente, buon proseguimento col suo lavoro perché non sarà una domenica facilissima. Grazie, Grazie grazie a per lei. essere stata con noi. Noi chiudiamo questo speciale dedicato alle ordinanze, le ultime ordinanze che ha emesso la Presidente della Regione Iole Santelli, che abbiamo voluto avere in diretta per parlare con tutti quanti noi. È tutto, vi ringrazio, ci vediamo più tardi.